Per essere al top, devi essere VIP? Basta essere chic? O serve l'aiuto Rukrik? A Non Sono Moda è arrivato il momento di parlare del sublime mondo del vedo non vedo, con l'indumento che ha decisamente segnato l'inizio di quest'epoca mondana. Stiamo parlando de acquasetta color carne. Minchia, manco tempo si svelò. La calza color carne è uno dei pochi indumenti che non ha mai subito cambiamenti, rimanendo negli anni sempre la stessa, nella forma, nel colore e pure un no sciavolo. Chi sei me nonna? Amore mio. È un indumento che protegge la tua pelle rispettandola, mettendo a nudo le tue caratteristiche, fascino, sex appeal e se non stai a cura pure i pill, con sul sex. Senta mia. Inizialmente utilizzate dalle prostitute come cata rifrangente per via della loro lucentezza, le calze color carne nel tempo divennero un potentissimo anticoncezionale e per alcune donne addirittura una seconda pelle. A tipo budello rasa sizza, va! Negli anni 70 l'acquasetta color carne influenzò l'economia di quel tempo. Molti rapinatori, infatti, la scelsero per le sue doti camuffative, grazie alle quali riuscivano a compiere colpi remunerativi, traendone grossi vantaggi economici. Sun si sfila, te poi tapila. L'acquasetta color carne trova il suo picco di fascino nella sua versione pocket, o gambaletto. Che saporito! 30, 40, 50 denari. Questo indumento varia di qualità a seconda della sua manifattura. In pratica, quanto spende mangi. In alcune zone del paese molte donne si sono opposte all'utilizzo di questo indumento e piuttosto che utilizzare le calze color carne, preferiscono rimanere a gambe scoperte anche a bassissime temperature. Fosse per mia, camminassimo tutte chi quasetti di flanella. Schifo. Questa meraviglia fu musa ispiratrice nel 2018 di artisti giovani come la trapper Pink Lia. Per il 1, per il 2, per il 3, per il 4, per il 5, per il 6, per il 7, qua 7. Ogni donna possiede un fascino da esibire. Ma se bella vuoi apparire, che acquasetta color carne un po' fallita.